Sei disposta alla scalata per la notorietà? Vuoi davvero raggiungere la vetta del successo? E una volta arrivata in alto, ti sei mai chiesta come si scende? Oggi parleremo di un accessorio che ha fatto tanta strada e altrettanta ne ha fatta fare a chi lo ha indossato. Stiamo parlando di ballerini. Girate. Pigliami. La forma è inconfondibile. Bassa, minima, leggera. Praticamente sui tappini. Tappini. Ballerina. La storia ci racconta che l'origine del loro nome è da attribuire alla somiglianza con le calzature delle danzatrici. Ma una leggenda metropolitana narra che il famoso Dmitri Ciabattoschi, dopo averle create, le fece provare alle sue figlie in giardino. Ma per la loro conformazione che lasciano il piede nudo, le bimbe esclamarono "Mai tanzuem hot kolodar", ovvero "Sama ballannuro freddo". Da qui il nome ballerina. La forma è quella delle scarpe, i colori sono quelli della moda, i tessuti quelli classici. L'unica cosa che non si conosce delle ballerine è un motivo. Sembra che cammini a piedi scalzi. A questo punto meglio niente. Da sempre le ballerine hanno diviso l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi le apprezza e le usa, dall'altro chi le trova orrende e le considera nemiche della libido. Sa, vorrei vedere se ci fosse Belen con le ballerine. Ti calassa libido. Anche le grandi firme scommettono sulle ballerine. Queste, ad esempio, costano 690 euro e sono di Gucci. Ma dico io, Gucci l'ha a dare tutte queste picciole. Si dice che il vero problema sia la consistenza, la scomodità. Per me il vero problema non sono le ballerine. Sui puntini. A Monica Bucavo. C'è chi le ama, le compra e le indossa tutte le mattine. Io personalmente mi ghiro a levare questi ballerini. Fanno male i piedi.